Eder. Mac. Pallister. Allora, le conclusioni dicono che la morte è avvenuta nello stesso giorno della scomparsa, con elevatissima probabilità, che la salma è rimasta sempre nello stesso luogo, che non c'è stato congelamento, che la causa della morte è un'asfissia meccanica esterna, diciamo che è una compressione atipica, fatta con l'avambraccio, ma questo devo leggerlo nella perizia, non ho avuto modo di poterlo leggere. Comunque asfissia meccanica esterna, contestuale o immediatamente successiva alla lesività, cioè a quelle lesioni che sono state evidenziate che sarebbero state provocate da terzi. Quindi non è suicidio, ma è un omicidio. Ecco, queste sono le conclusioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.